Sicilia inaugura a Palazzolo Acreide un nuovo sportello per energia su misura e sostenibile. La Multi-Utility fornirà delle soluzioni avanzate frutto dell'esperienza nel settore energy, in cui serve già 5 milioni di clienti. Sì, assolutamente sì, oggi è un secondo appuntamento di inaugurazione dei nostri sportelli sul territorio siciliano, e questo rappresenta un po' il nostro DNA, la prossimità al cliente, quindi ci siamo con punti fisici dove andiamo a sviluppare un rapporto consulenziale con il cliente, proviamo a prenderlo per mano per accompagnarlo in una scelta consapevole dell'uso dell'energia attraverso tariffe green e accompagnandolo nell'importante sfida della transizione energetica. Siamo in una fase post-crisi energetica dove il costo dell'energia ha impattato in maniera importante sul conto economico delle famiglie. Proviamo a dare consigli per l'inverno che ormai è alle porte per risparmiare in una logica green. Eh sì, è un punto importante. Ieri hanno inaugurato a Raffadali, oggi a Palazzolo Acreide e in fase di grande espansione il gruppo ERA in Sicilia, ma lo è già in tutta Italia. Sappiamo che nella composizione dell'assemblea dei soci del gruppo ERA ci sono già 110 comuni e fondazioni bancarie, quindi c'è una composizione di capitale pubblico importante ed è importante l'azione che fa il gruppo ERA in termini di energia elettrica e quelle che sono le prospettive del gruppo ERA sulla fornitura di energia elettrica, che innanzitutto dobbiamo dire che è privilegiata la fornitura di energia elettrica green, prodotta non con olicombustibili ma prodotta con solare, geotermico ed eolico. Sì, attraverso dei certificati noi compensiamo le emissioni di CO2, tra l'altro scaricando la nostra app e il diario dei consumi diamo la possibilità al cliente di tenere sotto controllo i propri consumi, che significa spendere di meno e inquinare anche di meno. L'app mostra anche un confronto con i consumi di altri clienti con caratteristiche simili alle proprie. Questo permette di risparmiare sulle bollette e di impattare anche meno sull'ambiente. Ma soprattutto dopo un utilizzo per un determinato periodo di tempo il cliente si rende conto di qual è la sua curva dei consumi e riesce ad orientarsi nella maniera migliore.